Conferenza stampa stamani a Casa San Filippo per la presentazione della produzione del film I bambini della Croce Bianca di Andrea Zaniol, tratta da un racconto del giornalista siciliano Carmelo Miduri, che ricostruisce la storia realmente accaduta di un istituto di Bivona che fra il 1950 e il 1960 ha ospitato migliaia di bambini fra i 6 e i 10 anni. Erano tutti bambini con storie difficili, con genitori che emigravano, con problemi di salute o con vicende familiari segnate da violenza. Perché questo film? Perché me ne sono innamorato. È una storia intensa, Angela ne è una rivelazione, Francesco Di Lorenzo sarà il protagonista. È una storia bellissima, una storia che va raccontata perché non è una storia siciliana che non parla di mafia, per cui io lo trovo assolutamente esaltante. E poi comunque è stato un momento di assistenza verso i minori, verso gli indifesi in maniera assolutamente garbata e spettacolare. Innanzitutto bisogna chiarire il discorso che questo film finalmente racconta una Sicilia che non parla di mafia, che parla di un sentimento bellissimo, che è quello anche dell'accoglienza. E il mio ruolo è nel contesto della storia, i protagonisti fondamentalmente sono i bambini. Il mio ruolo si va a intersecare un tenente dei carabinieri che per vie traverse arriva a indagare su determinate situazioni e che si inserisce all'interno della storia. Quello che mi preme, così come ha detto appunto Paolo, è l'importanza di raccontare una Sicilia che aveva e ha un cuore, che non è solo mafia. Inizio e finisco dicendo soltanto che Paolo dice io essere una rivelazione, quindi sarò rivelazione fino alla fine, non sveliamo nulla, mi limito solo a dire che per me è una grande soddisfazione, sarà sicuramente un'esperienza bellissima e per me formativa. È ambientato negli anni 50 e 60, subito dopo la guerra. La Sicilia, molti emigravano alla Sicilia, fame, povertà, gli emigranti spesso non sapevano dove lasciare i loro figli perché in Svizzera, in Germania, in Belgio non ci si poteva portare all'epoca i bambini, i figli minorenni. Io ho raccontato questa esperienza che poi 10 anni fa, dopo la pubblicazione del libro, si è arricchita di decine e decine di racconti di persone che mi hanno raggiunto dagli Stati Uniti, dalla Germania per riconoscersi nei protagonisti di questo racconto. Si racconta anche la storia del dopoguerra perché gli americani portano dall'Africa questa malattia del tracoma che comunque anche qui si alimentava da povertà e da miseria e da condizioni igieniche da Africa, devo dire. Realizzano questo immobile con i fondi del piano Marshall, quindi l'America che lascia in quel territorio a Bivona, costruendo questo immobile di oltre 10.000 metri quadri con 90.000 metri quadrati di 9 ettari di bosco attorno, con l'approvvigionamento idrico direttamente dalla sorgente di Capolacqua. E si racconta questa storia e noi speriamo che questa storia racconti della Bivona, dei Monti Sicani di ieri, di quel territorio, ma anche quella di oggi.